La Sagra sembra divertente. Andiamo. Ma sfortunatamente la sagra è stata il mese scorso. Oh, va bene. Ma penso che sia un evento di bici questo weekend. Si chiama Ciclovia, vero? Ah, sì. Forse andremo a Ciclovia. Sì. Durante il giorno, la quarta strada è un luogo ideale per fare acquisti o pranzare. Tuttavia, durante la notte, la strada diventa un luogo fantastico per incontrare gli amici, a ballare o per avere una bevanda. La strada è piena di bar come Sky Bar e Maloney's e ciascuno ha un'atmosfera unica. Perché ogni bar è diverso, Quarta Strada è popolare con entrambi studenti universitari e anche gli adulti. Sky Bar è uno dei nuovi bar in Quarta Strada ed è stata costruita dove il bar Nord sulla Quarto è stato. Questo luogo particolare è un tema di astronomia ed è molto diverso. C'è un telescopio fuori che le persone possono guardare per vedere le stelle. C'è anche biliardo e musica dal vivo a danzatori del fuoco, a seconda della serata. Ora io sono fuori su Quarta Strada con due dei più famosi alcolisti Tucson. Quali sono i vostri nomi, signore? I miei amici mi chiamano Sara e questa è la mia migliore amica. Ciao, mi chiamo Elena. Allora ditemi perché questo bar sulla Quarta Strada è il vostro preferito. Mi piace O'Malley's molto perché c'è un sacco di ragazzi alti che mi acquistano bevande tutta la notte. E tu, Elena? Mi piace andare al Club Congresso perché c'è buona musica e si può ballare. La mia notte preferita è andare di lunedì notte perché è la notte degli anni '80. Grazie, signorine. Ci sono due bar irlandesi a tema su Quarta Strada. Chiamano Maloney's e O'Malley's. Questi luoghi sono estremamente popolari tra gli studenti del college perché hanno musica ad alto volume, biliardo e un polo dei stripper. Questi bar diventano particolarmente affollati durante le notti di giovedì, quando molti studenti universitari escono. Plush è un buon posto per andare a bere qualcosa o se volete vedere una band. Perché ci sono molti concerti a Plush, è popolare con tutti gli uomini perché è così laid back. C'è un patio che è un ottimo posto per parlare con gli amici o al fumo, se fumi. Ogni luogo che si visita in Quarta Strada ha un'atmosfera diversa e un gruppo di persone che passano il tempo là. Questo è perché Quarta Strada è il locale notturno più popolare a Tucson. Oh mamma, metti via